La notizia della scomparsa di Giancarlo è una di quelle notizie che non avrei mai voluto sentire, nonostante i suoi 95 anni, per me rappresentava un punto di riferimento, una persona con un'energia unica ed è stato per me, ma non solo per me, per moltissimi giovani di quegli anni, inizio anni 90, un riferimento perché lui ha dato vita a un nuovo corso come interpretazione del ruolo del sindaco ed è stato colui che ha messo al centro dell'attenzione con una, diciamo, quasi attenzione quasi ossessiva il cittadino che diventa attore protagonista, il sindaco diventa il servitore, tant'è vero che il sindaco, come interpretato da Giancarlo Gentilini, e io me lo ricordo, era un Giancarlo sempre con il suo blocco notes sulla tasca destra della giacca, pronto per scrivere a penna ogni indicazione, ogni protesta, ogni suggerimento dei cittadini e poi intervenire direttamente sugli uffici comunali. È stato una persona di grande cuore, un decisionista, ascoltava tutti ma poi decideva, a volte anche nell'immediato con soluzioni controcorrente, magari non comprese da molti, ma alla fine aveva sempre ragione. Ha sopportato polemiche ingenerose rispetto a scelte che ha fatto che poi si sono rivelate le scelte più belle diciamo, per Treviso. Una per tutte il nuovo piano del traffico, il PUT, che ancora oggi diciamo, è un piano che ci viene invidiato da tutti per la fluidità che dà alla viabilità comunali. Ma soprattutto Giancarlo Gentilini è stato un punto di riferimento anche politico perché questo nuovo corso che lui ha inaugurato ha permesso ovviamente lo sdoganamento della Lega come forza politica, della Liga Veneta e poi della Lega Nord all'interno degli uffici e dei palazzi delle pubbliche amministrazioni. Quindi credibilità, ovviamente standing e affidabilità sono stati tutti i valori che lui è riuscito a trasmettere ai cittadini e che hanno aiutato tutti noi poi nell'amministrazione. E lo voglio ricordare con quella sua risata grassa, con le sue urla di una persona che non dimenticheremo mai. Le mie condoglianze vanno ovviamente alla moglie, ai figli e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.